Nonostante la pioggia battente, alla fine il corteo a Treviso c'è stato e tutto è filato liscio. L'annunciata manifestazione dei ragazzi del collettivo ZTL Wake Up, organizzata in segno di protesta dopo lo sgombero dei locali della ex Telecom, si è svolta pacificamente lungo le strade del centro. Una Treviso blindata che nei giorni scorsi aveva manifestato apprensione per un'iniziativa che si temeva potesse sfociare in tafferugli e invece così non è stato. Ma per i dettagli vediamo il nostro servizio di apertura. La pioggia non ci ferma e non ci fermerà, né qui né mai. Vogliamo uno spazio, lo vogliamo. Il cielo è grigio, la pioggia battente, ma questo non basta a frenare l'entusiasmo del corteo voluto dai ragazzi del collettivo ZTL Wake Up. Danzanti e colorati si sono autodefiniti e danzante e colorata dicono vorrebbero la loro città, Treviso. Troppi spazi urbani lasciati abbandonati a se stessi, troppi luoghi come ex caserme o ex uffici dove regna il vuoto, troppe testimonianze a cielo aperto di degrado, di inquinamento, di rischi di speculazioni. Questo in fondo il senso della protesta che ha attraversato il centro cittadino all'indomani dello sgombero dell'edificio della ex Telecom che proprio il collettivo ZTL aveva occupato a fine dicembre. Le occupazioni sono l'unica soluzione? Secondo me sì. Finché il comune non fa niente per i giovani dobbiamo prenderci quello che è nostro. Al di là della consueta un po' stucchevole diatriba sui numeri, 500 per gli organizzatori partecipanti venuti a sostegno anche da Padova, Venezia, Vicenza e Bologna, 200 per la questura, quello che è certo è che questi ragazzi, cui si sono uniti anche comuni cittadini trevigiani, esprimono un desiderio di riappropriazione civile che reclama sempre più risposte. Che ZTL non si è fermata con lo sgombero di lunedì, ma ZTL siamo noi, tutte le persone che sono qua in piazza. ZTL non si ferma.